Rocal, la rubrica dei gruppi locali finalmente anche in video. Radio Ascolto Live è tornata qua con la sua rubrica che parla della musica in Sardegna in tutte le sue manifestazioni, ma in particolare quella, diciamo così, più generale, il mondo della musica locale qua in video per la prima volta. La mia faccia adesso ve la dovete sorbire persino in video. Questa è la nostra rubrica e finalmente possiamo portare un disgraziato musicista qua ad essere interrogato e torchiato per scoprire i segreti più intimi e schifosi della musica di queste band locali che di giorno in giorno allietano la nostra vita. Questa avventura è nuova, ma non è un'avventura in solitario. Qui con me c'è una nuova co-conduttrice, una figura, una gran bella figura che è con me qua oggi e che forse voi di Radio Ascolto Live già conoscete. Alice Magia. Alice, ciao, benvenuta qua, finalmente lei qua a fare, diciamo così, da madrina a questa nuova puntata, prima puntata della nostra rubrica della musica locale. Oggi, Alice, chi abbiamo qua con noi? Oggi abbiamo il chitarrista di una band con un nome un po' particolare, una band di Cagliari, si chiama Il Mare di Ross. Ciao Michele, benvenuto. Ciao Michele, benvenuto. Il Mare di Ross, prego. Ecco, per l'appunto iniziamo con la presentazione della band. E quindi vorremmo capire come mai questo nome così particolare, il Mare di Ross. Il Mare di Ross è il mare più freddo del mondo e si ricollega alle tematiche contenute nei testi, quindi abbandono, solitudine, freddezza dell'animo. Ecco, quindi abbiamo capito una band con tematiche molto allegre. Allegrissime. Quindi ovviamente risate, una band emo punk, come si intuisce appunto dalle tematiche. Quindi raccontaci un po' qual è la storia però della band. Tu appunto sei il chitarrista, gli altri componenti invece? Allora, siamo io, Francesco alla voce, Alberto all'altra chitarra, Marco al basso e Giacomo alla batteria. La band nasce dalle ceneri di un gruppo post-rock che erano gli Adam, dove c'erano Francesco e Alberto più bassista Andrea, che ha suonato anche negli Aperture a Milano. Quando si sono sciolti a novembre del 2012 si è pensato di formare un altro gruppo dove Francesco passasse alla voce perché prima era batterista e a gennaio del 2013 vede la luce Il Mare di Ross. Ok, complimenti, grazie rapida per averci raccontato la storia. Ora, gli altri componenti del gruppo dove li hai lasciati? Sono stati vari cambi di formazione. Nasce con Michele alla batteria che ora suona nei Riflesso, Andrea, un altro Andrea al basso che adesso suona nei Down the Line. Poi c'è stato Giovanni Cassaro degli ex Alzheimer e Marco Melis, Eger, come noi lo chiamiamo tutti Eger, alla batteria. Poi andati via loro io, l'altro Marco e Giacomo. Ok, poi uno si è perso a Londra, giusto? Sì, Alberto è a Londra. Però ogni tanto suona con voi. Sì. Lavorare, okay. Sta lavorando? Sì. Ok. Bene, allora, questa storia, diciamo così, molto rapida, questa storia flash della band ci aiuta anche a capire quella che è un po' la vostra storia. Siete giovani, siete rampanti, siete allegri, aggressivi, sapete quello che volete e ve lo prenderete, costi quello che costi. Soprattutto allegri. Esatto. Quindi, qualche piccola notizia sulle pubblicazioni discografiche di questo freddo Mare di Ross. Quale potrebbe essere? Freddo, freddissimo. Il primo disco, il primo EP del 2013 è Finn. Subito dopo c'è stato l'EP con Ritten Sardi e Aperture di Milano. Finito quello c'è stata una raccolta con i brani sia dell'EP che dello split e poi il disco che abbiamo fatto uscire l'anno scorso. Niente, questo è quanto. Stiamo riprendendo adesso a comporre e vediamo cosa ne esce fuori. Vediamo cosa ne esce fuori. Bene Alice, se sei d'accordo direi che possiamo iniziare già con la musica del Mare di Ross. Lanciamo un pezzo. Che pezzo lanciamo, Michele? Freddo come il Mare di Ross. Freddo come il Mare di Ross. Sono curiosa di sentirla. Anche io, non potremmo essere più appropriati. Quindi questo autunno che avanza ci becchiamo il gelo del Mare di Ross. Freddo come l'autunno che avanza. A dopo il pezzo. Del viaggio
Brrr, brividi, questo autunno che avanza, questo mare di Ross che ci avvolge così, facciamoci un bel bagno. Te lo fai il bagno d'inverno, Michele, tu ogni tanto? Neanche d'estate. No, ma come no? Vabbè, il mare, il bello del mare è che ci si può bagnare alla grande, ci si può immergere in questo bellissimo mare che non è quello di Ross perché è freddo e fa schifo, perché in effetti non è un bellissimo vedere, ma non importa. Rocal in video è tornato qua un'altra volta a parlare col mare di Ross, con Michele qua. Allora, Alice, che vogliamo chiedere al nostro caro Michele? Beh, a questo punto direi di chiedere, visto che loro compongono le musiche e i testi, giusto? Come nascono questi testi e queste musiche? Cioè, nel senso, vi chiudete in una casa a piangere tristi a scrivere, oppure in che modo? In realtà è molto meno pensato di quanto possa sembrare. Cioè, l'ultimo disco, ad esempio, abbiamo scritto io e Alberto principalmente dalle feste a casa mia. Ci trovavamo con le 2 chitarrine e cominciavamo a suonare. Poi i pezzi chiaramente si sviluppano, quelle che erano bozze le abbiamo portate in sala, abbiamo proposte agli altri, ci hanno aggiunto il loro e niente, così nasce. Ho capito, quindi vi drogate, vi ubriacate e scrivete, giusto? Come poetica la cosa. Allora, fammi indovinare, chiedo scusa Alice, fammi indovinare, l'ultima festa che avete fatto avete buttato tipo un tavolo fuori dalla finestra, poi avete iniziato a girare intorno, avete chiamato il 118, avete fatto finta di far arrivare l'ambulanza e avete buttato un tavolo anche sull'ambulanza, giusto per così, avete composto una canzone così, vero? Non me lo ricordo così bene. Però almeno dice che è poetico, quindi è una visione piuttosto romantica. La poesia del tavolo fuori dalla finestra, perché così va, pum, il tavolo va fuori e poi la canzone nasce così, no? È timido, scusate, ascoltate di Rocal, Michele è timido ma ce la farà alla grande. Quindi ci riusciremo. A quando un testo un po' più leggero, un po' allegro? Mai? In realtà per i canoni del genere o scrivi così o non scrivi. Giustamente, quindi vi mantenete su quei testi. Quindi un esempio di influenza che può essere significativa a livello musicale per il Mare di Ross. Quale onda del Mare di Ross potrebbe essere più, diciamo così, significativa, ecco? Oddio, a noi piacciono tantissimo i Violent Breakfast, che è stato un gruppo italiano che, oddio, non so neanche quanto è durato, però penso sia uno dei più importanti per questo genere. Poi quando stavamo scrivendo io stavo ascoltando anche roba un pochino più leggera, tipo i Brand New o i William Bunney, o comunque, non lo so, i grandi del genere come possono essere gli Orchid o i Saetio. E invece volevo chiederti, per quanto riguarda la musica in Sardegna, che cosa ne pensi? C'è qualcosa che ti piace? Sì, mi piacciono un sacco di band in realtà. Mi capita I Riflesso mi piacciono tantissimo, ad esempio. I Quercia lo stesso. Non c'è male, quindi diciamo che a livello di influenze musicali siete messi bene. Poi i Violent Breakfast sono veramente una band significativa, anche perché il nome è significativo. Cioè immaginate due persone che la mattina stanno lì e si tirano le teiere, si tirano i piatti, i cucchiaini, il pane con la marmellata sopra, se lo spalmano così. È bella, è musica romantica, poetica. Io immagino certi weekend, anche tu, no, che ti vedi così con gli amici, ragazzi, componiamo, pam! Colpi di cucchiaino in testa, così, del genere, insomma. Non me la ricordo. Dovresti fare due cose, caro Michele. Primo, cambiare alcolico, quello più leggero. Secondo, cambiare tabacco, che ti fa un catarrino qua che diventa complesso. Però non importa. Allora, Alice, andiamo in musica anche questa volta. E pezzo? Dicelo tu. Un attimo. Esatto. Cold Hands Feel No Love, Agli amori perduti. Bel pezzo. Il nome poi pronunciato in maniera sciolta e anche molto, diciamo così, scandita. Mare di Ross, Rocal, video. A dopo il pezzo.
Intrappolato nello scorrere di un fiume che trabocca, aspetto la secca per prendere aria, aspetto che la piena mi porti alla foce del fiume, per diventare tutt'uno col mare, come le onde, come marea. Spero che il tuo ricordo si infranga per sempre. Ma non vi è secca, non vi è aria, non vi è piena, e solo in secondo luogo mi rendo conto che non vi è pace. Come le onde, come marea, spero che il tuo ricordo si infranga per sempre. Rieccoci qua. Il pezzo era appunto quello della band dal titolo Agli amori perduti, Cold Hands, Feel No Love, un titolo un po' lunghetto. Adesso vorrei chiedere a Michele invece che cosa ne pensi della situazione musicale attuale in Sardegna. C'è qualcosa da cui magari traete ispirazione? Io a livello personale mi piacciono veramente tantissimi gruppi. Ci sono i Riflesso, ci sono i Quercia, ci sono i Mayon Prison, ci sono gli Scontroz, ci sono i Vilma, ci sono gli Amesua. Non lo so, mi piacciono tutti molto, è gente che si impegna veramente tanto a fare quello che fa e a mantenere viva, chiamiamola scena, un circolare di idee e di musica. Non c'è male, veramente, è una gran bella ensemble di gruppi. Tanto sei d'accordo? Assolutamente sì. Salutiamo i Quercia intanto perché sono anche amici della radio. Ciao ragazzi, ciao Matteo, ciao ragazzi dei Quercia, assolutamente. E anche gli altri gruppi valgono moltissimo dal punto di vista artistico. Volevo fare anche una raccomandazione al nostro caro Michele. Mi raccomando Michele, smetti di fumare che è meglio, che aiuta, che qui fino alla tua voce sta avendo danneggiata da questo tuo vizio che ti sta impedendo di fare questa bellissima intervista come si dovrebbe fare comunque sia. Intanto questo qua e poi comunque va alla grande, va così. Comunque devo aggiungere un'altra domanda alla quella che ha fatto Alice prima. Volevo chiedere al nostro caro Michele se le copertine degli album del Mare di Ross sono in A3, perché i titoli sono talmente lunghi che uno deve fare pagina 2, allora scrivo pagina 3, scrivo pagina 4, cioè quei formati insomma grafici impegnativi, poster, un poster con disco dentro, sarebbe una cosa interessante. Si usa, a volte si usa. Perché non lo fate anche voi allora? Un bel poster in A2 e poi Mare di Ross, il CD è così, poi in macchina è comodissimo da portare. Aspetta, apro il cofano e metto il CD. Non vuole assolutamente, non gli va questo tipo di, diciamo così, di trovate artistiche. È un esperiente che ancora non farà. Comunque, una domanda più seria la volevo fare. La dimensione live della vostra band, come si sviluppa? Come avete imparato, diciamo così, a calcare le scene? Oddio, non lo so, penso sia una cosa che più suoni e più impari a stare sul palco. È automatico. Impara prima il muscolo della mano che il cervello, immagino. Tu sei il muscolo della... vabbè. Rockall non vi dirà mai cosa significa questa cosa, perché ha tanti significati, ma noi ci limiteremo a quello musicale, diciamo così, che l'automatismo musicale genera anche un automatismo scenico da questo punto di vista, no? Boh, credo di sì alla fine. Poi non lo so, io sono quasi sempre girato, quindi non mi rendo neanche conto. Come sei girato? Dall'altra parte, guardi il batterista? No, guardo il mio amplificatore. Vabbè, abbiamo inaugurato un nuovo genere di musica, c'è lo showgaze, adesso c'è anche l'ampli-gaze. Meglio di così, quindi meglio di così non potevamo andare, ma non importa. Comunque questo blocco è interessante e ancora più interessante sarà il pezzo che ci proporrà Michele a fine blocco. Sì. Quindi a questo punto ti chiedo, Michele, che pezzo ci proponi adesso? Sogno di un posto lontano da te e da voi. Lontano da tutti, praticamente da te, da voi, dagli altri. Altro titolo enigmatico. Bene, lanciamo questo titolo enigmatico e poi torniamo con Rockall Video, Mare di Ross. A dopo. Aspetta di cambio, cosa proviamo a stringere la tua mano.
Sento un cuore nuovo, per questo vengo. Il vostro pezzo di carta del mio dolore, consapevole che mai sentirai queste parole. Io aspetto, è tanto perdo. Io aspetto, spero e tanto perdo. Come sta, è stata entrata nostalgia nel mio braccio, mentre la tua mano mi lascia, ora che non c'è più l'ombra dei tuoi per sempre. Dimmi cosa mi resta. Cosa mi resta? Rock al video, la prima puntata, e c'è una prima puntata nella prima puntata. Questa è la pillola del tecnico. Cosa fare, cosa non fare, cosa bisogna fare in questi casi nel mondo della musica. Qui abbiamo risposte a domande possibili di base sul mondo della musica in generale e del tecnico in particolare. Qui c'è un tecnico, ma non è un tecnico qualsiasi, è un pezzo di storia della musica locale e in generale comunque sia un grande conoscitore di quello che è l'esperienza tecnica della musica. Willy Cocco è il V-Studio. Grazie Willy, Rock al video ti ringrazia, Rock in generale Radio Ascolto Live ti ringrazia. Questo è il tuo mondo, ovvero il V-Studio che tu hai fondato, che tu dirigi, che è la centrale lab attraverso il quale passano tanti musicisti, tante esperienze molto diverse, ma che tu in qualche modo coordini, aggiusti e produci. Raccontaci un po', Willy, quando è cominciato tutto ciò? Salve a tutti ragazzi, questa avventura è iniziata più o meno 12-13 anni fa, quando ho dovuto scegliere quale percorso fare nella mia vita e invece di seguire le classiche direzioni magari del lavoro dipendente ho voluto seguire la mia passione, che è come si può intuire la passione, la forte passione per la musica. È iniziato tutto un po' per gioco, come capita a molti. Niente, ho deciso di fare della mia passione una professione. Ho cominciato a lavorare in collaborazione con altri tecnici del suono locali fino agli anni 2000. Nel 2004 ho aperto la mia attività con diciamo così anche annessi servizi di service e quant'altro, e nel 2006 ho aperto il mio primo studietto di registrazione e 2 anni e mezzo fa ho aperto questa sede che è leggermente più grande e niente di più. Beh, niente di più si fa per dire, perché comunque il nostro caro Willy qua ha creato un regno della tecnica musicale che è tutto rispetto. Se il cameraman ci può aiutare a fare una piccola panoramica di questo simpatico, enorme, tecnologico, importante studio, si vede che l'attrezzatura comunque sia è tecnologicamente avanzata, ricca, soprattutto comprata e allestita con molta attenzione, perché è quello che conta, è l'attenzione e lo studio nei confronti della tecnica musicale. Noi siamo qua proprio per parlare di tecnica musicale. Allora, caro Willy, ci sono dei problemi, delle situazioni che molti musicisti, anche soprattutto principianti, affrontano in questi casi.
Allora, tu ti sarai fatto un'idea di quali possono essere i problemi ricorrenti che possono accadere o verificarsi durante un'esperienza musicale all'inizio. Allora, secondo la tua esperienza, quali possono essere? Allora, ci sono, diciamo così, delle problematiche ricorrenti riguardo l'approccio alla registrazione. Solitamente queste problematiche sono legate a una mancanza di esperienza. Quindi diciamo così che i problemi che si riscontrano principalmente sono dovuti magari alla non cura del proprio strumento o della propria strumentazione, che sia questa uno strumento cordofono, una chitarra elettrica, un basso elettrico o anche una batteria. Quindi avere la convinzione di riuscire a affrontare una situazione di registrazione con uno strumento che magari ha problemi di elettronica piuttosto che problemi di intonazione, e questo poi porta il musicista a scontrarsi con una realtà abbastanza difficile. Questo è il primo suggerimento che do: portate il vostro strumento da un liutaio. Qua in zona ne abbiamo di bravissimi, prima di affrontare le registrazioni. Poi magari ancora prima, una volta che avete deciso di registrare, di affidare il vostro lavoro in mano a un tecnico, fate in modo di parlare con questo tecnico prima di arrivare al giorno delle registrazioni. Questo vi servirà per chiarirvi un po' le idee riguardo a quello che è il percorso della registrazione, che, come dico io, è sempre un po' traumatico. Direi proprio di sì. Molta parte del lavoro che si fa, diciamo così, in una produzione musicale avviene in saletta. Qui una bella saletta, adesso magari la osserviamo e facciamo l'ultima parte della nostra chiacchierata lì, e dentro dove accade veramente l'azione, ovvero nella saletta musicale. La saletta musicale. Questo è il centro dell'azione. Qua capitano, diciamo così, le più grandi esperienze, quelle più intense, quelle più gioiose e anche quelle più dolorose. Avvicinandomi adesso, invito il nostro caro Willy a sedersi. Sediamoci. Ecco, io sono quello basso di quello alto, perfetto, perché così non sembra troppo basso io. Questa è la saletta, come vedete se il camera mi ci può aiutare, è riccamente allestita con pedali, attrezzature varie, cavi vari, insomma non c'è male, c'è veramente un gran bel display, un gran bel assortimento anche di amplificazioni, non ci si può lamentare. Ora, il lavoro in saletta è una delle cose fondamentali, perché qua le persone, i musicisti si allenano, provano, producono, settano gli strumenti. Un consiglio da saletta, quale potrebbe essere? Quali sono i problemi ricorrenti di quelli che suonano in saletta? Un accorgimenti che potrebbero agevolare il lavoro in saletta, perché è molto importante. Allora, uno dei problemi principali soprattutto è il capire qual è il proprio suono, qual è il suono giusto per quello che stai facendo, quindi la costruzione del suono. Manca probabilmente un po' l'educazione all'ascolto, quindi la consapevolezza di quello che potrebbe essere il timbro giusto per quello che stai facendo o quello che vorresti fare. Per questa ragione ho deciso di investire in amplificazione dedicata, quindi l'amplificatore giusto per il suono giusto. Tutto deve essere come posso dire, tutto deve essere contestualizzato. È come se volendo costruire un suono pop, andiamo a utilizzare amplificatori che sono pensati per un altro utilizzo e viceversa. Come se volessi fare della musica sostenuta, si va a pescare nella produzione di amplificatori degli anni 60 che sono effettivamente stati pensati e costruiti per un altro tipo di utilizzo, niente di più. Quindi semplicemente stare attenti a quale attrezzatura si utilizza nell'inizio della propria
dove piacciono nel percorso musicale. È importantissimo, quindi Willy Cocco è prodigo di consigli, prodigo come si può dire, di attività e soprattutto ricco di esperienza musicale, che è quello che conta in questa nostra situazione, soprattutto qua all'angolo, la pillola del tecnico, che è importantissimo. Rock al Video quindi vi ha offerto una importante finestra sulla tecnica musicale grazie a Willy Cocco e al V-Studio. Vuoi ricordare dove possiamo trovare il V-Studio, dove possiamo trovare la tua esperienza quando dovesse servirci? Con piacere. Il V-Studio si trova in via Renzo Laconi 18 a Cagliari, è abbastanza semplice da raggiungere perché è collegato alle più importanti arterie stradali come Viale Monastir, la 554, quindi diciamo così è un posto abbastanza semplice da trovare. E oltretutto qua, oltre la semplice attività lavorativa, quindi di registrazioni, ci dedichiamo anche ad altre cose, quindi alla produzione di brani personali per chiunque abbia bisogno di una composizione originale per proporsi a concorsi e cose del genere. Abbiamo il servizio di reamping, ovvero chi desidera registrare registrare le proprie parti o di basso o di chitarra e desidera avere il suono di un amplificatore in particolare, ci porta i suoi file e noi provvediamo a fare questo tipo di operazione. In più, una cosa fondamentale, qua c'è un qualcosa di molto importante. Noi qua parliamo con le persone, quindi anche chi vuole avvicinarsi a questo posto, ma giusto per fare una chiacchierata informale, noi siamo sempre a disposizione. Questo è importantissimo, il rapporto con le persone è fondamentale. Come fondamentale oggi è l'angolo, la pillola della tecnica. Rock al Video era con voi, Willy Cocco era con voi. Ciao! Ecco, quindi siamo arrivati alla fine, dopo l'ultimo bellissimo siparietto molto emozionante. Ti chiedo se vuoi salutare qualcuno. Sì, un salutone a Francesco, a Marco e a Jack. E poi noi dobbiamo ringraziare tutti quanti, quindi Assolutamente, ringraziamo tanto per ricominciare la direzione del Body Art, Vai che con ci ha dato la l'elenco. disponibilità del locale per poter ospitare questa bellissima prima puntata di Rock al Video, la nostra nuova avventura in video con la musica locale e non. Vedremo in futuro, comunque sia noi continueremo qua alla grande. Gabriele vi ringrazia, Alice Magia, la madrina della trasmissione, vi ringrazia. Grazie alla anche a grande. te. E che dire, Rock al continua, anche in video, soprattutto in video con la musica locale. Ricordo l'indirizzo della radio, che è sempre lo stesso, che è http://redascoltolive.wix.com/redascoltolive. Stiamo lavorando per avere un nuovo dominio con nome più corto, non corto come i nomi delle canzoni del Mare di Ross, ma sicuramente corto, anche perché il prossimo CD del Mare di Ross sarà in un libro di 200 pagine con comodi fascicoli settimanali, un pezzo di CD a settimana. Grazie a tutti, Rock al Video vi saluta, ciao, alla prossima. Ciao.